Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con tentativo di Verdi Prav di assumere il comando. Anita Spritz subito al suo esterno, poi va Omar. Partito bene Verdi Prav che conquista la testa. Anita Spritz si getta di galoppo. L'errore di Anita Spritz a metà della curva, anche un po' prima forse. Numero 4 Anita Spritz esce di scena quella che era la squalificato. netta favorita in chiusura di gioco. Numero 9 Vortice Leo squalificato. Verdi Prav la squalifica anche per Vortice Leo, mentre non tarda a progredire Vicky Lakshmi che con un gran volo si porta a ridosso e attacca Verdi Prav per sopravanzarlo già dopo 400 metri in 37. Vicky Lakshmi, gran partenza dal secondo nastro e ora è pervenuto su Verdi Prav per superarlo in poco più di 400 metri. 46,1 il passaggio, naturalmente tarato dallo start, e in terza posizione c'è il tentativo di Sheridan Treb che progredisce al largo, seguito da Serafino, a sua volta svelto ad anticipare gli altri, mentre vediamo in terza ruota la progressione di Top Gun America, che però non ha compito sicuramente semplice. Dopo i primi 1000 metri di gara nell'ordine dell'1.17,9, Top Gun America si impegna in terza corsia, progredisce ulteriormente quando i cavalli si avvicinano a metà gara, sempre condotti da Vicky Lakshmi. Top Gun America si affaccia ora a ridosso di Vicky Lakshmi, lungo la corda intanto è filato Sheridan Treb, mentre Top Gun America allarga un problema per Top Gun America che ha perso molte posizioni, ora si ritrova praticamente in coda. Intanto 15-3 il parziale, con in seconda posizione sempre Verdi Prav, mentre all'esterno c'è Sheridan Treb. In terza ruota ora la progressione di Annie Pan, a un giro dalla conclusione la terza ruota anche di Sheridan Treb, prova a riproporsi nuovamente anche Top Gun America, ma naturalmente la sua corsa è durissima a questo punto. Vicky Lakshmi intanto si mantiene in vantaggio nei confronti di Verdi Prav, all'esterno si impegna Annie Pan. Numero 10 intanto Top Gun America squalificato. Top Gun America, ma era già out numero 5 Afrodite B squalificato. E siamo a 500 dalla conclusione con Annie Pan che insiste, si impegna all'esterno, cerca di attaccare Vicky Lakshmi che si trascina sempre Verdi Prav, poi c'è Zarevic Blessed. Numero 12 Serafino squalificato. Anche Sheridan Treb, mentre è squalificato anche Serafino, sono rimasti praticamente in 4 a giocarsi la vittoria. Vicky Lakshmi entra comunque nettamente in vantaggio addirittura d'arrivo, sprint a centropista Zarevic Blessed, lungo la corda c'è Verdi Prav, ma Vicky Lakshmi ha buon vantaggio da tenere e da conservare fin sul palo per vincere su Verdi Prav e Zarevic Blessed, mentre al quarto finisce una generosa Annie Pan. 1:16,3 il ragguaglio da tanare per Vicky Lakshmi, che vince con una gran partenza dal secondo nastro, sfila in 400 metri o poco più e poi ottiene strada da Verdi Prav che precederà sul palo, come vediamo nelle immagini finali, Vicky Lakshmi e Alessandro Gocciadoro. Secondo posto per Verdi Prav, al terzo Zarevic Blessed. Questo l'arrivo ufficioso naturalmente ancora dall'Arcoveggio. Il successo per Vicky Lakshmi, 5,68 al totalizzatore, mancava da un po' al traguardo. Alessandro Gocciadoro chiude quindi la giornata con la vittoria in questa seconda tris dei 2 secondi posti. 8,37 l'ordine d'arrivo quindi ufficioso. È tutto per questo convegno di corsa dall'ippodromo Arcoveggio.